Bella raga, ciao a tutti dal Commendatore Veneziano. Oggi, tra virgolette, mini unboxing, nel senso, voglio far vedere due cose un po' più nel dettaglio, appunto, perché una, vabbè, cercavo da tantissimo tempo, sono riuscito a trovarla a un prezzo accettabilissimo, nel senso, non bassissimo, ma neanche spropositato. Arriva dall'America, dalla Florida più precisamente. E un altro invece purtroppo non sono riuscito, comunque già lo spoiler anteprima è già abbastanza eloquente delle due acquisizioni comendiane. Però il secondo purtroppo me lo sono perso quando è uscito, quindi l'ho preso a un prezzo un po' più alto, però piano piano voglio recuperare sia questo che un altro, almeno altri due, ecco, sicuramente. Comunque, bando alle ciance e partiamo con il primo acquisto. Allora, raga, questa. Tom, tom, to, tom, tararam, rararam, pom, 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 pararararam, tom, 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 to, tom, to, tom, pa, 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 para, pa. Scusate, ragazzi, anche perché non c'entra niente. La canzone con il fumetto, ma fioi questa variant la volevo troppo. L'ho veramente cercata tantissimo, non è neanche, cioè questa è la versione anche come potete vedere messicana e los hombros, hombre arana, sì, una pronuncia perfetta, però questa è una delle varianti più iconiche della storia di Spider-Man e di Mary Jane. Sapete che io colleziono tutte le varianti di Mary Jane e questa, ma non per queste, cioè, assolutamente, non per, né per queste né per i piedini sexy ovviamente, ma perché è proprio stupenda. Eccomi qua, scusate, piccola interferenza comediana. E niente, che dire, questa è stupenda, se non erro, io non sono esperto di queste cose, nel senso degli artisti, tutto quanto, però questa è di Scott Campbell, che è una serie che lui praticamente è specializzato, se non erro, su personaggi o comunque soggetti femminili, e ne ha altre di Mary Jane che infatti voglio prendere, però cioè, costano per esempio la versione, diciamo, non Marvel Messico, cioè a prezzi troppo alti, sinceramente non voglio spendere così tanto, però la volevo, l'ho trovata così, l'ho portata a casa. Non me l'hanno regalata, però molto meno rispetto alla versione, diciamo, non con Elosombro Ombre Arana, ecco. Detta in maniera proprio elegante. Però è fantastica, cioè veramente. Qua c'è una pubblicità, non so di cosa, sarà sicuramente cose messicane, molto bene, però proprio, vabbè, Mary Jane a mio parere è uno dei personaggi più sexy della Marvel, o comunque in generale di fumetti, è una delle donne più belle. E poi vabbè, io ci sono affezionato per tanti motivi, anche per i film, quindi la mia non è solo una cosa appunto così perché è bella, ma per tanti altri motivi. Però appunto questa posa la troviamo in poster, addirittura hanno fatto, ci sono delle, chi se la stampa in 3D, queste robe qua, ho cercato anche la versione proprio in statua, però è difficilissima da trovare e non è colorata oppure costa tipo 3.000 euro, cioè roba incredibile, almeno quello che ho visto io, dopo se ci sono versioni come si dice a livello economico un po' più tranquille, scrivetemelo sotto, però la vedo dura, ecco. Però questa di Scott Campbell è una roba, cioè, non so che altro dire, è proprio questo volto un po' malinconico perché comunque Spider-Man, il buon Peter se ne sta andando in giro per sconfiggere i nemici, lei così appunto con questo jeans rotto, piedi nudi, questo completino iper sexy perché sto top, non so neanche come chiamarlo, insomma, cioè, comunque con diciamo, la maschera di Spider-Man proprio nel punto fondamentale dell'ecosistema eh, di tutti noi, ecco perché comunque non puoi non notare quel punto ed è evidenziato ancora di più proprio dal volto di Spider-Man, dalla maschera di Spider-Man, ecco. Però è proprio bella perché appunto c'è questa Mary Jane un po' malinconica che sa, insomma, che comunque deve rimanere anche molto sola e quindi probabilmente stare solo dopo dopo appena gira l'angolo, Spider-Man secondo me adesso le telefona a qualcun altro per un po' di compagnia, ecco. Però appunto è proprio bella, cioè,
qua proprio Mary Jane in primo piano e ho tante variant appunto di MJ, ma questa è la più bella e sto cercando anche un'altra che però la trovo solo dai 250 euro in su. E, e quindi non so, sinceramente, perché queste cifre no, al massimo 150 voglio spendere per una variant, perché ho troppe collezioni, ragazzi, sinceramente. Se comincio a spendere anche sopra i 200 per le variant, è finita, ragazzi, salutiamo il pubblico e ce ne andiamo. E niente, raga, questa è la variant che cercavo e che volevo da una vita. È dal 2021, fine 21, sì, forse 22, dal 2022 che proprio la sto cercando in maniera importante. Ed è arrivata alla corte del comandone veneziano. E si gode, raga, si gode cannone. Buono, andiamo avanti con la seconda acquisizione comendiana. Uno di questi già preso, se non erro, mi è arrivato un po' prima di Natale. E stiamo parlando del Secret Lair Drop Series Marvel Iron Man Rainbow Foil Edition. Cioè, ragazzi, capite la pronuncia? Capite che ormai sono di padre lingua. Io sono un uomo di padre lingua ormai. Cioè, ormai l'inglese per me è come il francese per un francese, come il venezuelano per uno del Venezuela, è come il polacco per un argentino, capite? Ecco. Comunque, niente ragazzi, questo è il Secret Lair o Lear, o come volete voi, del buon Iron Man. Adesso sto cercando anche a un prezzo vantaggioso, cioè vantaggioso, sicuramente spendo di più del prezzo di listino, ma purtroppo hanno preso tutto in 2 minuti. Ricordo ancora quando ho preso l'unico che sono riuscito a trovare, quello di Black Panther, ero in coda da 3 ore. Mancava poco, mi hanno buttato fuori praticamente, come si dice, il sito mi ha buttato fuori, non ci sono più copie, ciao, fanculo, proprio così, letteralmente. E quindi ho perso perché volevo prendere Iron Man Foil, Cap Foil e Wolverine Foil, questi tre erano quelli principali. Ho ripiegato su Black Panther. Per adesso voglio sicuramente Wolverine e Cap al 100%, vediamo, c'è anche Tempesta se non erro, ma boh, non lo so, però sicuramente, ecco, Wolverine è il prossimo che arriverà, spero di trovarlo per maggio magari, ecco. E niente, Secret Lair, Marvel, vai. Andiamo e vediamo come sono queste card. Adesso vedi, non c'è un cazzo dentro. E qua facciamo questa operazione. Ecco, bellissima, solita operazione del cazzo che faccio io. Madonna, cioè io vi chiedo perdono per il mio rincoglionimento. Perché voglio cercare di romperla il meno possibile. E poi faccio cagate, ovviamente. Dai, raga, poteva andare meglio, ma anche peggio per i miei standard. Quindi andiamo. Allora, ok. Perfetto. Thank you. Grazie. Molto bene. Ok, e vediamo cosa c'è su vedere, non c'è niente dentro. Eccole qua. Signori, ci siamo. Adesso apro un attimo. Cerchiamo di non rompere niente. Ecco, mi romperebbero. Ecco, scusate, eccoci qua. Buono fiori, e si parte a bomba. Abbiamo qua, mi sono portato anche dove cazzo sono le robe, le protezioni. Oh, ma ce le avevo qua. Scusate ragazzi, queste sono sempre fondamentali. Allora, 1, 2, 5, 1, 2, 3, 4 e mettiamoci anche il 5. Vai raga, e si parte con il primo. Eccoci qua. Il buon Iron Man. Titan of Innovation. E mettiamo, adesso lo proteggiamo così siamo più tranquilli. Io volevo prendere prima Wolverine, però ho trovato prima questo e quindi vado a prezzo, però sicuramente il Wolverine è quello principale. Eccolo qua, è bellissima. A volare e rapidità anche. Ogni volta attacca, crea un tesoro token, sacrificano un creatore artefatto. Ok, cerchi un artefatto con un mana equivalente a quello sacrificato più uno e lo metti in campo tappato e mescoli tutto. Stupenda questa, stupenda. Adesso non so, mi piacerebbe portare una serie
che tipo con le carte che ho, quindi solo con le risorse comendiane creo mazzi così, andando a caso, tipo non so, tiro un dado, colore scelto, monocolore, doppio colore, così e portare a casa un mazzo creato appunto con le sole risorse comendiane. Perché ho venduto tutta la collezione invece quella digitale che vedevo proprio con Magic Online. Non giocavo più, c'era poca gente, mi ero rotto un po' le balle. Vai, poi abbiamo Galvanic Blast. Fa 2 danni a ogni target, 4 danni se controllo 3 o più artefatti. Ma quanto figa è, ragazzi, cioè è di una bellezza quasi disarmante. Molto bene. Poi andiamo con la terza. Ce lo godiamo, ce lo godiamo. Ho fatto 2 cose almeno. Sicuramente è uscito da un po' questo, però se non potevo fare solo la, diciamo, la variant. Non è che, cioè, non è che sia questo è unboxing, chissà che è una variant, appunto. Abbiamo un'altra carta, qua un artefatto. La cartura equipaggiata prende +3/+3 e a protezione da tutti i colori tranne quello del comandante. Dell'identità del comandante, se non erro. E per equipaggiare il comandante 3 e per equipaggiare normalmente 5. Questa è proprio una carta da commander, ma sapete che il Cume comunque ha come si dice, gioca non sono di pirata. Ha un formato tutto suo, nel senso che mi piace usare tutte le carte e usare un formato cumendiano, ripeto, completamente diverso dalla normalità, ma sapete che il Cume non è normale. Vabbè, qua l'ennesima versione del Sol Ring, tappi e aggiungi 2 colori e te lo godi, molto bene. Poi abbiamo Inventor Fire o Fire, perché sapete che o Inventor Fire o Inventor's Fire o quello che volete voi, cioè io comunque devo lasciare a voi la scelta della pronuncia, questo proprio lo sapete, fa parte del gioco. Bene, questo è l'Expo anche, Stark Expo o Expo. Allora il mantenimento, se controlli 3 più artefatti guadagni un punto vita, un punto vota, perfetto, tappi. Aggiungi 1, 4 in colori, tappi, sacrificala, prendi un artefatto, rivelalo e mettilo in mano. Puoi farlo solo se hai 3 o più artefatti. Molto bella, signori. Bello questo. Questa posso già pensare a delle combo particolari appunto nel formato comendiale dove tutto è lecito. I classici formati for fun dove devi divertirti e basta. Cioè. Ecco, è proprio il competitivo di Magic, fa cagare all'inverosimile. Cioè, tu spendi milioni di euro per un mazzo, magari per vederlo un secondo, perché vabbè, chiudi al secondo turno, robe così. Ma il bello del collezionare è troppo superiore al gioco, per quanto il gioco sia bellissimo e ci gioco poco adesso, purtroppo mi dispiace, però non ha veramente senso toccare delle carte, perché questo è il bello, proprio toccarle, maneggiarle per 2 secondi, magari perché devi fare una combo al secondo turno, scusami, proprio no. Però uno fa quel cazzo che vuole. Qua abbiamo questo, un altro artefatto, guarda che bello qua. Ok, con questo praticamente, se non sbaglio, posso copiare un artefatto che ho in campo. Quando entra, copre l'artefatto che ho in campo. Bello, bello, bello. Molto utile, bellissimo anche qua. Molto, molto figo, perfetto. E poi abbiamo un tesoro con la maschera di Iron Man. Buono raga, ci becchiamoci per farvi vedere il tutto insieme. Eccoci qua ragazzi, tutto l'ambaradan. Carte del Secret Lair. Molto belle. E variant di MJ. Mamma mia, se si gode ragazzi. Mamma se si gode. Mamma se si gode. Raga, un saluto al comandone veneziano, 2 acquisti molto molto belli, a mio parere. La variante su tutto, ovviamente. Le card di Magic, insomma, le conosciamo, ecco. Raga, alla prossima. Ciao!